Buongiorno da Sicilia 24, questi i titoli di oggi. A Palermo vampe e disordini nella notte di San Giuseppe. E andiamo avanti, il governo taglia temporaneamente i prezzi dei carburanti, meno 25 centesimi su benzina e gasolio, meno 12 su GPL. Secondo Codacons il risparmio arriva fino a 15 euro a pieno e oltre 300 l'anno per automobilista. Sicilia Express anche a Pasqua, torna il treno speciale della regione per i fuorisede con biglietti a costi contenuti per combattere il caro voli. Le piogge torrenziali hanno causato frane a Mottacamastra, dove è crollato un lungo tratto della provinciale, isolando il paese del Messinese. A Catania ripercussioni sul manto stradale con nuove buche in diverse zone. Nuovo capitolo sul ponte sullo stretto di Messina. Il TAR del Lazio dichiara inammissibili i ricorsi contro il progetto. Il comune di Villa San Giovanni annuncia battaglia. Arriva il no a Catania, capitale italiana della cultura 2028. Il sindaco trantino convoca associazioni e operatori culturali. Il dossier dice andrà avanti. Calcio qui per sognare, sono le prime parole di William Viali. Da allenatore del Catania il nuovo tecnico ha indicato la strada verso i play-off. Ben trovati, apriamo con questa notizia. Arriva da Catania, 2 persone sono state arrestate dai carabinieri nell'ambito di una inchiesta della procura appunto della città etnea su un omicidio commesso nel gennaio del 2026 scaturito per dissidi in materia di droga. Secondo l'accusa i 2, dopo aver ucciso la vittima, avrebbero dato fuoco a un'auto con all'interno il cadavere. Uno dei destinatari del provvedimento restrittivo che ipotizza i reati di omicidio, soppressione di cadavere, porto abusivo di armi e danneggiamento seguito da incendio è il figlio di un esponente di spicco del clan mafioso Cappello Bonaccorsi, che avrebbe avuto i contrasti con la vittima. A entrambi è contestata l'aggravante del metodo mafioso, ma oggi nel nostro telegiornale delle 14 ovviamente vi daremo maggiori ragguagli su questa notizia. Andiamo a Palermo, vampe, la notte delle vampe, ma ci sono stati anche dei disordini in quella che viene considerata la notte di San Giuseppe. Allo Zen i maggiori disagi, ma ci racconta tutto Marco Gullà. È stata una notte di fiamme, di tensione e di disordini a Palermo. Nonostante i divieti, le bande di giovanissimi hanno atteso che calasse il sole per poter incendiare tutto ciò che gli capitasse a tiro per festeggiare San Giuseppe con le tradizionali vampe. I disagi maggiori allo Zen, almeno 5 le automobili date alle fiamme, insieme a cassonetti, elettrodomestici, legna, mobili e divani. Fuoco e fumo alti più di 3 metri. Polizia e carabinieri anche in altri quartieri di Palermo sono stati obiettivo di Sassaiola insieme ai vigili del fuoco. Guerriglie urbane con giovanissimi incappucciati a tirare pietre e bottiglie contro le forze dell'ordine. Un San Giuseppe, come sempre, macchiato dall'inciviltà. Sui social da settimane i ragazzini avevano promesso guerra. Su TikTok, in particolare, correva una sfida tra quartieri. E adesso ci occupiamo di un altro argomento, perché il governo, con una rimodulazione delle accise, taglia temporaneamente i prezzi del carburante, che in questo momento è davvero salito alle stelle. Emanuela Corsi. Una riduzione del prezzo di 25 centesimi per gasolio e benzina e di 12 centesimi per il GPL. Sono gli effetti del decreto approvato dal Consiglio dei Ministri per ridurre il prezzo dei carburanti che hanno subito un'impennata per la crisi innescata dalla guerra in Iran. Il decreto legge che è stato varato oggi prevede sostanzialmente 3 cose. Primo, riduciamo il prezzo del carburante di circa 25 centesimi al litro per tutti. Secondo, introduciamo un credito d'imposta a favore degli autotrasportatori che è pari all'aumento di costi sul carburante che questi autotrasportatori sostengono, perché vogliamo evitare che l'aumento del gasolio si traduca anche in un aumento dei prezzi dei beni di consumo. È una misura che tra l'altro viene prevista anche per i nostri pescatori. Terzo e ultimo punto molto
importante, soprattutto se collegato agli altri, è che prevediamo un meccanismo antispeculazione. Vogliamo cioè legare in modo stringente il prezzo applicato ai consumatori dai petrolieri e dai distributori all'effettiva variazione dei prezzi del greggio. L'intervento messo a punto dal governo è di natura temporanea ed emergenziale. Eventuali ulteriori interventi saranno valutati all'esito del Consiglio europeo del 19 marzo, annuncia Palazzo Chigi. Noi continueremo a fare tutto quello che è nelle nostre possibilità per impedire che si speculi su ciò che sta accadendo e per evitare che le conseguenze della crisi possano impattare sulle famiglie e sulle imprese di questa nazione. Secondo il Codacons il costo del pieno scenderebbe immediatamente di 15 euro, con benefici da 366 euro su base annua ad automobilista. E adesso vi parliamo del Sicilia Express che torna anche a Pasqua, parliamo del treno speciale della regione per i fuorisede con biglietti a costi contenuti per combattere il caro voli. Manlio Viola. Torna per il secondo anno consecutivo il Sicilia Express di Pasqua, il treno speciale promosso dalla regione siciliana insieme a treni turistici di Trenitalia per il rientro dei siciliani che vogliono trascorrere le feste in famiglia, un modo per contrastare il caro biglietti che non riguarda soltanto gli aerei. Mentre a Natale sono stati 2 i treni, a Pasqua sarà un solo convoglio con partenza da Torino Portanuova il 2 aprile e ritorno dalla Sicilia verso il nord il 7 aprile. Per garantire il convoglio con prezzi calmierati e con intrattenimento a bordo, la Giunta regionale ha stanziato 153.400 euro di finanziamento. Il treno partirà da Torino Portanuova alle 11.50 di giovedì 2 aprile e dopo aver toccato le principali città del nord e del centro del paese arriverà a Messina alle 8.45 di venerdì 3 aprile. Da lì si sdoppierà. Alcuni vagoni proseguiranno verso Palermo dove giungeranno alle 12.05, altri verso Siracusa dove l'arrivo è fissato alle 12.30. I posti disponibili sono 550. Il costo dei biglietti parte da 29,90 euro secondo la tipologia dei posti. La vendita comincerà domenica prossima 22 marzo. Il Sicilia Express è pensato per consentire ai passeggeri non soltanto di affrontare il viaggio, ma di vivere un'esperienza che li accompagni già dal momento della partenza verso casa. Dalla richiesta di stop a IMU e Tari per le famiglie colpite fino al manifesto per la resistenza. Niscemi, i sindaci siciliani fanno fronte comune tra sostegno immediato e strategie contro lo spopolamento. Gerry Italia. Un abbraccio istituzionale ma anche un segnale operativo. A Niscemi, dopo la frana che ha segnato il territorio nelle scorse settimane, i sindaci siciliani si sono riuniti nella sala consiliare per portare solidarietà concreta alla comunità colpita. Una presenza, quella di ANCI Sicilia, che va oltre il simbolo, sopralluoghi nelle aree danneggiate e confronto diretto con l'amministrazione locale per valutare l'entità dell'emergenza. Dal campo emerge già una richiesta precisa. Abbiamo proposto intanto di bloccare il pagamento dell'IMU e della Tari nelle abitazioni bloccate dalla frana e dall'altra parte abbiamo proposto di emendare e quindi di trasferire al comune di Niscemi le risorse perse per il mancato pagamento di IMU e di Tari, quindi salviamo il bilancio da una parte ma evitiamo che i cittadini che hanno perso la casa debbano essere inseguiti per il pagamento dei tributi. E proprio da Niscemi parte una proposta che guarda oltre l'emergenza, il manifesto per la restanza. Un'alleanza di tutte le forze produttive, sociali, economiche, della ricerca della Sicilia che possano insieme elaborare proposte concrete per affrontare quello che è un tema enorme, il tema di provare a fare restare i giovani. Sappiamo che è difficile, ma con l'unione di tutte le forze politiche e sociali possiamo riuscire a farcela. Un messaggio chiaro: dalla crisi si esce facendo squadra tra istituzioni e territori per evitare che tragedie come questa si ripetano e per dare nuove prospettive a chi resta. Le piogge dell'ultima ondata di maltempo hanno causato frane nel Messinese, in particolare nel comune di Motta Camastra, che al momento, proprio per il crollo di una porzione della provinciale 6, è totalmente isolata. Sentiamo. Il maltempo ha lasciato il segno nel Messinese, dove le piogge hanno aggravato la fragilità del territorio. È emergenza a Motta Camastra, dove una frana ha letteralmente spezzato in due l'unica arteria principale di collegamento con il paese. Il cedimento improvviso di un muro di contenimento ha fatto collassare circa 40 metri della strada provinciale 6, lasciando il centro abitato in condizioni di isolamento critico. Si passa soltanto da una strada alternativa, stretta e precaria, inadatta ai mezzi di soccorso e ai collegamenti essenziali. Una situazione che preoccupa il primo cittadino. La cittadinanza siamo un po' preoccupati perché lei si immagini l'accesso ai vigili del fuoco al momento è impedito
se ci fosse un'emergenza di questo tipo. E quindi come facciamo ora nei prossimi mesi? Ora andiamo verso l'estate, quindi problema incendi. Residenti in allarme, così come gli insegnanti fuori sede che hanno paura a raggiungere il loro posto di lavoro. Mi ha chiamato ieri sera la presa dicendo che sono in allarme, però io gli ho assicurato che questa strada già 2 anni fa, quando ci fu l'altro evento, è stata utilizzata per gli insegnanti e quindi non capisco il motivo perché devono sempre evitare di venire a Motta perché hanno il loro lavoro qui. A Savoca, sempre nel Messinese, nel centro storico, una frana ha reso necessaria la chiusura dell'area interessata con accesso vietato per motivi di sicurezza. La massa di fango e detriti ha travolto un furgone che era fortunatamente vuoto. Non ci sono feriti, ma resta alta l'allerta in tutta la zona. Nuova ondata di maltempo e nuove, chissà, o forse anche vecchie buche nelle strade della città di Catania. Tonino De Mana. Sono scansate una e ne ho presi 4. Come dare torto a questo automobilista che si sfoga al volante mentre percorre la martoriata via 6 aprile? Al di là del maltempo e quindi della pioggia che sicuramente aggrava un quadro già critico, Catania fa i conti con le buche stradali che somigliano sempre più ai crateri dell'Etna. Ci sono le strade proprio tutte con i buchi, forati, crateri. È allucinante. Attenzioniamo a questa cosa, signor Sindaco. Ho rotto la macchina. Se non stai attento cadi e non sai se ti rialzi. Quante volte sei caduto? Tante volte, abbastanza. Situazione critica anche in piazza Galatea, dove le buche sono in agguato, per non parlare delle pozzanghere, autentici laghi che costringono i passanti a salti ed acrobazie per evitare di finire in acqua. E sott'acqua si finisce in via Palermo, dove raccogliamo lo sfogo di questo residente. La situazione è molto grave, io non posso più rientrare a casa, l'acqua è alta quasi quando un piede. E si punta il dito contro la mancata pulizia dei tombini, come dimostra quest'immagine. Sulle strade Groviera di Catania interviene l'assessore comunale alle manutenzioni Giovanni Petralia. Dopo le piogge in campagna spuntano i funghi, in città spuntano le buche. Purtroppo è così, ogni qualvolta ci sono delle condizioni meteo particolari con piogge intense i nostri manti stradali subiscono gravi danni. Fortunatamente già da qualche giorno abbiamo, in sinergia con il sindaco, deciso di organizzare delle squadre e concentrarle tutte sulle attività di colmatura delle buche. A macchia di leopardo, squadre delle manutenzioni sono impegnate negli immancabili rattoppi. Qui siamo in corso Indipendenza, ma rattoppi sono stati effettuati anche sulla circonvallazione in un tratto asfaltato di recente, segno evidente che qualcosa non funziona. Niente carcere per Antonello Montante, l'ex presidente di Confindustria Sicilia, coinvolto in un'inchiesta per corruzione. Con il concordato in appello la pena è stata ridotta e, tenuto conto del periodo già scontato, potrà accedere a misure alternative. Il servizio è di Rita Cinardi. Eviterà il carcere Antonello Montante, l'ex presidente di Confindustria Sicilia, finito sotto processo per corruzione. Con un concordato in appello la pena è stata ridotta a 5 anni e 10 mesi, ma tenendo conto del periodo già scontato scenderà sotto i 4 anni, consentendo l'accesso a misure alternative alla detenzione. Montante era stato condannato a 14 anni in primo grado, poi a 8 in appello. La Cassazione aveva però annullato parte della sentenza, escludendo le accuse più gravi e disponendo un nuovo processo per rideterminare la pena. Nel frattempo l'imprenditore si era costituito nel carcere di Bollate a Milano per poi essere scarcerato in attesa del nuovo giudizio. Da qui la scelta del concordato. L'inchiesta aveva fatto emergere un sistema di presunti condizionamenti su politica e amministrazione, oltre a un'attività di raccolta di informazioni su avversari. Riduzioni di pena anche per altri imputati, l'ex capo della Security Diego Di Simone e il poliziotto Marco De Angelis, con pene sotto i 3 anni e revoca dell'interdizione dai pubblici uffici. Una vasta operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Palermo in più regioni d'Italia ha portato al sequestro di 4 centrali di produzione clandestina di tabacchi, 72 tonnellate di sigarette illegali pronte per essere immesse sul mercato, 50 tonnellate di tabacco triturato, macchinari e attrezzature. Denunciate 33 persone di nazionalità ucraina, bulgara, moldava e italiana. Monta a 700.000 euro al giorno il profitto illecito che l'impianto era in grado di assicurare. In un anno oltre 240 milioni di euro, con un danno per l'erario di circa 160 milioni di euro. Adesso ci fermiamo, torniamo tra poco.
Seconda parte di Sicilia 24, il ponte sullo Stretto. Il TAR ha respinto il ricorso degli ambientalisti e dei comuni di Villa e Reggio Calabria. Sentiamo. Nuovo capitolo nella vicenda del ponte sullo Stretto di Messina. Il TAR del Lazio ha infatti dichiarato inammissibili i ricorsi presentati dal comune di Villa San Giovanni, dalla città metropolitana di Reggio Calabria e da alcune associazioni ambientaliste contro il progetto dell'opera. I ricorsi riguardavano il parere favorevole alla valutazione di impatto ambientale e gli atti successivi del governo. Secondo i giudici però si tratta di passaggi intermedi del procedimento e non di atti che producono effetti diretti sui territori, una decisione che di fatto conferma il ruolo del CIPES nella valutazione finale della compatibilità ambientale di una infrastruttura considerata strategica a livello nazionale. Dal comune di Villa San Giovanni arriva però una precisazione: la partita non è chiusa. L'amministrazione sottolinea infatti la possibilità di impugnare la delibera del CIPES che approva il progetto definitivo, atto che tra l'altro al momento non è ancora efficace perché la Corte dei Conti non ha concesso il visto di legittimità. Il confronto sul ponte dunque resta aperto tra battaglie legali e decisioni ancora da definire. Catania sfiora il traguardo ma resta fuori. Niente titolo di capitale italiana della cultura 2028. Tra delusione e interrogativi, cosa ha davvero inciso sulla scelta? Sentiamo Desiree Ferlito. Catania sfiora il sogno e resta a mani vuote. La città etnea non sarà capitale italiana della cultura 2028. Una corsa entusiasmante, un progetto ambizioso, ma il traguardo sfuma all'ultimo metro. Ad aggiudicarsi il titolo è la città di Ancona. Facciamo i complimenti al capoluogo marchigiano, seppur convinti della completezza del dossier proposto da Catania, che deve riprovarci. Il commento del presidente della regione Schifani. Gli auguri ad Ancona arrivano anche dal sindaco di Catania Enrico Trantino. Il percorso intrapreso non si ferma. La candidatura non era un punto di arrivo, ma un metodo che intendiamo portare avanti con determinazione. Un dossier capace di raccontare una città viva, pronta a scommettere sulla cultura come leva di sviluppo, sulla rigenerazione urbana e sui giovani. Un progetto che aveva acceso entusiasmo tra istituzioni, associazioni e cittadini. Non è bastato nemmeno l'appello dello showman Fiorello, testimonial illustre della città etnea. E tra le riflessioni, la ragione della sconfitta. Potrebbe aver pesato anche l'esperienza recente di Agrigento, designata capitale italiana della cultura 2025, ma segnata da difficoltà e criticità nell'attivazione dei progetti. Resta comunque la consapevolezza di aver acceso un riflettore nazionale su Catania, sulle sue potenzialità e sulle sue bellezze. Adesso la sfida è non spegnere quell'energia e Catania ancora una volta dovrà dimostrare di saper ripartire. C'è un'altra pausa e poi andremo a conoscere il nuovo allenatore del Catania. A tra poco. E siamo al calcio. William Viali, nuovo allenatore del Catania, è stato presentato ieri dalla dirigenza rossazzurra. Ha parlato del calcio che vuole fare, delle sue idee tattiche e di quello che vuole consegnare al gruppo in vista dei play-off. Sentiamo Marco Carli. Gavetta, quella che ha fatto in carriera, ed elasticità nella sua interpretazione del calcio. Sono le due parole che caratterizzano William Viali nella conferenza stampa di presentazione in cui è stato accompagnato da Grella, Zarbano e Pastore. L'allenatore non guarda le scadenze di contratto che lo legano al club fino al giugno 2027. Onestamente non sono in cerca di un contratto, sono venuto qui per sognare. Questo è il mio obiettivo. Pretendo dai miei calciatori, perché ce l'ho io, una grande ambizione. Per me il Catania calcio sono questi 3 mesi. La dirigenza parla della scelta su Toscano, maturata nel tempo e non nell'ultima partita. Poi si torna a Viali, la difesa a 4 è nelle corde del tecnico, ma Cosenza ha giocato a 3. Quello che gli chiede anche la dirigenza è un gioco propositivo. Che è un po' la mia caratteristica, delle mie squadre, di quello che faccio normalmente nella mia metodologia, una cosa che a me piace, e perché credo che questa squadra abbia un potenziale offensivo
di un livello altissimo per questa categoria. La corsa di Viali è incominciata, l'obiettivo sono i playoff. Io sono un allenatore molto elastico nei numeri, cioè mi piace che i miei calciatori sappiano muoversi molto dentro il campo per mettere in difficoltà l'avversario e cercare di avere una fluidità di gioco più semplice. Tutti sanno e devono sapere che quando vengono a Catania in Serie C, per la storia, per i nostri tifosi, bisogna competere per vincere, questo è studiato. Ma non deve essere un assillo, perché l'assillo può portare anche a limitare le prestazioni del singolo. La Lega Pro ha ufficializzato le date di play-off e play-out per la stagione in corso. Si comincerà il 3 maggio con il primo turno della fase del girone, si chiude con il 7 giugno con la finale di ritorno. Il Catania, chiudendo al secondo posto, entrerebbe in scena il 17 maggio nel secondo turno della fase nazionale, andata in trasferta e il ritorno in casa. E con questa notizia si chiude questa edizione di Sicilia 24. A tutti voi grazie per averci seguito. Il prossimo appuntamento con il nostro telegiornale alle 14. Adesso vi invito a rimanere con noi. Tra poco la rassegna stampa curata oggi da Marco Carli. A tutti una buona giornata. Il